questa stagione che si porta, e vediamo qua due protagonisti del turismo. Abbiamo Giuliano Boscolo Cegion dell'associazione ASA Albergatori di Chioggia e il signor Alessandro Rizzante dell'associazione Iesolana Albergatori, che oggi siete qui riuniti per un bel convegno, giusto? Certo, io ringrazio Comparato che ci fa questa intervista, perché è molto importante per noi dare divulgazioni a questo momento storico, molto importante perché abbiamo la fortuna e l'occasione di avere qui da noi a Chioggia Sottomarina il presidente Rizzante della più grande associazione importante, secondo me, visto che è anche balneare del Veneto, che è l'AIA, Associazione Albergatori Iesolana, e che ne siamo grandi, diciamo, collaboratori. Tentiamo sempre di mettere in sinergia il turismo di Chioggia con Jesolo, e abbiamo qui la presenza di Rizzante, che è molto importante per noi, che anche oltre che una presenza, diciamo, da presidente Albergatori, ma anche una cosa molto importante. Io darei la parola a Alessandro Rizzante che dica lui. Che ringraziamo di essere qui a Chioggia, perché Jesolo, insomma, sentiamo sempre parlare di Jesolo, che è un po' anche così uno stimolo per Chioggia, visto il numero di turisti che riuscite ogni anno a portare nella vostra località. Innanzitutto io ringrazio il Presidente dell'Associazione Albergatori di Chioggia Sottomarina, ma la presenza nostra non è casuale. Le affinità di Sottomarina e di Jesolo sono note a tutti. Siamo nell'ambito della venezianità, nell'Alto Adriatico. Un fattore comune che ci contraddistingue è proprio il tipo di lavoro che facciamo, e non da adesso ma già da tempo noi collaboriamo con l'Associazione Albergatori di Sottomarina, non solo dal punto di vista, diciamo, del lato della rappresentanza, ma anche sul trasporto del credito. Abbiamo fatto degli accordi in precedenza, oggi siamo qui a testimoniare la nascita del nuovo consorzio Lidi di Chioggia, e siamo qui anche a creare le condizioni di continuo, diciamo, della nostra collaborazione. È un piacere, è un onore, è un fatto importante, perché oggi nell'ambito della internazionalizzazione del nostro prodotto turistico noi siamo più, diciamo, una costa dell'Alto Adriatico, la costa veneta, se vogliamo dire la costa veneziana, e chi meglio di Jesolo e di Sottomarina la può rappresentare. Quindi abbiamo dei veterani del consorzio turistico, da quello abbiamo capito c'è già in pianta stabile nella realtà di Jesolo, e da brevissimo, da poco, certo, che avete lavorato tanto per raggiungere questo risultato, adesso c'è anche il consorzio qui a Chioggia, certo, che si chiama appunto Lidi di Chioggia, giusto? Certo, è un anno e mezzo che siamo pronti per il riconoscimento, solamente che la mancanza di OGD non ci ha dato l'opportunità di essere riconosciuti, e quindi diamo merito all'amministrazione comunale, quella che ha lasciato il mandato precedente, e quella nuova che stiamo collaborando molto bene, ci ha dato la possibilità di essere riconosciuti. È un consorzio di imprese e lo mettiamo a battesimo proprio qua. È la cosa molto importante e strategica, che abbiamo una persona importante come il Presidente Rizzante, perché qui Chioggia deve aprire proprio delle collaborazioni col consorzio di promozione turistica di Jesolo, di uno scambio di sinergie, di informazioni. I nostri uffici informazioni devono essere collegati direttamente con Jesolo e viceversa. Stiamo puntando a un sistema di turismo ciclabile, in modo che noi dal Delta del Po possiamo travasare, diciamo, i nostri turisti su Jesolo, che è molto importante, sui cassoni del Mose passare sotto, e viceversa Jesolo portare, diciamo, quel diciamo, appeal in più che ha come spiaggia molto richiesta dal turismo straniero e anche dal divertimento. Ecco. Ma io credo che le finalità siano, diciamo, di tutte e due le località, e questo è stato sancito anche dall'assessore al turismo Caner nell'ultimo incontro con le ODG, perché dobbiamo pensare che un unicum dell'offerta turistica balneare deve essere fondamentale, e la collaborazione sicura che avremo tra la località di Jesolo e Sottomarina deve passare attraverso anche la volontà politica di voler sostenere anche questo tipo di attività. Noi siamo contentissimi perché, insomma, il turismo è un asse portante non solo della località di Chioggia Sottomarina, perché c'è Sottomarina, ma c'è anche Chioggia con i suoi pescherecci, col suo mercato, con la sua parte storica, ma anche con il Veneto, perché se non facciamo fronte comune, quindi vedere questa cosa che si sta istituzionalizzando e prendendo piede non può che fare piacere, e diciamo un grande in bocca al lupo a tutti, perché è un interesse di tutti, anche di chi non è direttamente collegato al turismo, almeno noi la pensiamo così. Assolutamente sì.
Grazie. Grazie Grazie voi. a te, grazie, arrivederci.